Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, venerdì 16 giugno. Marco, Pippo e Gaetano, il duo che ha un trio, è stato chiamato dalla città di Chioggia per raccontare alla loro maniera il nostro territorio. Ieri è stato il primo giorno di registrazione sul Ponte di Vigo. Stanno infatti realizzando una serie di video con cui faranno assaporare ai loro followers il territorio, la cultura, i prodotti, la spiaggia di questa che hanno definito magnifica località. Iniziano la loro carriera nel 2005 e nel 2011 a Marco e Pippo si è unito Gaetano. Portano i loro spettacoli dal vivo in tutto il Veneto e contano oltre 100.000 followers nella loro pagina Facebook. Il loro motto è Think Less, Smile More, preoccupati di meno e sorridi di più. Il sindaco Armelau è entusiasta di questa collaborazione che porterà Chioggia ad essere protagonista anche nel mondo social, sperando di diventare virali. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle 12:40 per domare le fiamme che si sono sviluppate sul tetto di un'abitazione dotata di pannelli fotovoltaici a Villafranca in via Mazzini. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma 2 famiglie durante le fasi dell'intervento sono state evacuate per precauzione. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Verona, supportate da un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala, sono state impegnate fino a sera per garantire la sicurezza della struttura. In rinforzo è stata richiesta un'ulteriore autoscala aggiunta dal comando di Mantova. A sera erano in corso le operazioni di bonifica e l'accertamento delle cause dell'evento. Sul posto presente anche un funzionario di turno per coordinare le attività. L'edificio ha subito ingenti danni a causa dell'incendio ed è importante sottolineare che negli ultimi tempi si sono verificati numerosi casi simili, in cui i tetti con pannelli fotovoltaici sono andati a fuoco, incidenti che sembrano verificarsi sia in impianti più datati che in nuovi edifici ancora in fase di completamento. Nonostante l'assenza di statistiche ufficiali, la frequenza di tali incidenti è da tenere sotto osservazione. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. La Giunta regionale ha stanziato contributi per il 2023 al fine di realizzare interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica nel territorio veneto. L'obiettivo è quello di sostenere i comuni nella difesa del suolo e prevenire rischi legati a frane, slavine e inondazioni. L'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin ha spiegato che tali interventi comprendono la costruzione di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d'acqua, la protezione dei versanti da frane e slavine, nonché la sistemazione delle aree già colpite da frane, inclusi i relativi drenaggi, opere di grande importanza per il territorio e utili per aumentare la sua resilienza. Lo stanziamento di 4,5 milioni di euro deliberato sarà suddiviso in 3 annualità e assegnato ai comuni attraverso le province e la città metropolitana di Venezia. La distribuzione delle risorse per il 2023 è stata stabilita sulla base di una graduatoria che tiene conto dell'indice di rischio valutato dalle amministrazioni locali e di altri criteri oggettivi. Le risorse per l'anno in corso, pari a 1,5 milioni di euro, sono state assegnate per interventi nei comuni di Sovramonte e Gostaldo in provincia di Belluno, un intervento nel comune di Costa di Rovigo nel Rodigino, un intervento nel comune di Monselice nel Padovano, interventi nei comuni di Pederobba e San Biagio di Callalta nel Trevisano, Amira e San Michele al Tagliamento nella città metropolitana di Venezia, un intervento nel comune di Cazzano di Tramigna nel Veronese e interventi nei comuni di Valdastico e Longare nel Vicentino.
Bottacin ha sottolineato l'attenzione della Regione verso il territorio, evidenziando che oltre agli interventi diretti eseguiti dalle strutture regionali è fondamentale fornire aiuti agli enti locali. In un periodo di particolare difficoltà come l'attuale, tali contributi rappresentano un importante sostegno per la protezione e la sicurezza del territorio. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. L'assessore regionale allo sviluppo economico e innovazione Roberto Marcato ha preso parte al convegno Nuove frontiere dell'energia organizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche a Padova. L'evento, che celebra anche il centenario del CNR, ha visto la partecipazione della presidente Maria Grazia Carrozza. Marcato ha ringraziato la Presidente per aver scelto Padova come sede del convegno e ha elogiato la collaborazione tra la Regione Veneto e il CNR. Ha evidenziato l'importanza di far parte di un sistema e ha sottolineato la particolarità del tessuto imprenditoriale veneto, con il 97% delle imprese che contano meno di 9 dipendenti. Nonostante le dimensioni ridotte e le limitate risorse finanziarie, Marcato ha affermato che in Veneto si è sviluppata una rete di innovazione regionale per favorire la ricerca. L'assessore, illustrando i piani della Regione Veneto nel settore energetico, ha accennato alla preparazione di un nuovo piano energetico in cui ricerca e innovazione rappresentano il fulcro dell'intero processo. Il CNR, che fa parte del Comitato di indirizzo regionale per ricerca e innovazione, è un partner strategico, in particolare per le reti innovative regionali, in cui la ricerca e l'innovazione sono pilastri fondamentali. Nel settore dell'energia, la Regione sta puntando sul fotovoltaico e sull'idrogeno come elementi cruciali per il futuro energetico. Recentemente è stato attivato un bando per promuovere progetti e creare una Hydrogen Valley, sfruttando le risorse e le competenze presenti nella regione, come ad esempio a Porto Marghera, e collaborando con le università locali. Un buongiorno a tutti cari amici e bentrovati all'appuntamento meteo per il prossimo fine settimana e naturalmente anche un pochino oltre. Dunque, dopo un periodo molto lungo, quindi tutto il mese di maggio e buona parte della metà del mese di giugno, con piogge, temporali, temperature basse e quant'altro, che ha sensibilmente cambiato la situazione siccitosa a cui stavamo andando incontro, quindi direi provvidenziale, andiamo verso una fase estiva ben contraddistinta dal primo innalzamento subtropicale verso il nostro paese. Tendenzialmente il posizionamento di questo anticiclone piuttosto forte è da prevedersi tra lunedì e giovedì, quindi in sostanza proprio durante la fase astronomica dell'estate. Come si comporteranno quindi le giornate prossime venture? Sia oggi che domani avremo ancora delle instabilità latenti sulla fascia appenninica, alpina e prealpina, con ancora qualche tendenza instabile, qualche temporale isolato. Farà molto più caldo invece lentamente sulle zone pianeggianti, specie quelle interne. Già entro domenica toccheremo i 30 gradi su buona parte del territorio veneto, un po' meno sulle coste, dove ci stabilizzeremo tra i 27 e i 28 gradi. Avremo però in questo frangente temperature alte, tempo bello e stabile, ma ancora con assenza di umidità elevata nei bassi strati. Ben altra cosa invece la prossima settimana, quando questo anticiclone subtropicale o africano si impossesserà appunto di buona parte del nostro paese e anche dell'Europa. La cresta dell'anticiclone viene vista, diciamo, nella sua massima espansione tra mercoledì e giovedì, dove buona parte del paese si porterà sopra i 30 gradi,
farà molto caldo sulla parte tirrenica e la Sardegna, dove avremo termiche vicine ai 35 gradi. Quindi la prima fase di caldo africano dell'estate 2023. Quanto durerà? Probabilmente durerà almeno fino al 24-25 del mese, quindi tutto sommato tutta la prossima settimana. Le dinamiche di questa nuova formazione subtropicale le vedremo nella prossima settimana. Una cosa quindi possiamo dire è che questo fine settimana ci traghetterà tutti nella piena estate. Con questo voglio dire una cosa, puntualizziamo che non è proprio questa l'estate mediterranea che noi dovremmo avere, perché gli anticicloni africani ovviamente non sono nelle dinamiche atmosferiche del nostro, del nostro clima temperato, continentale, chiedo scusa, ma tant'è che negli ultimi anni queste sono le situazioni che si vengono a creare. Vedremo il proseguo, quindi buon fine settimana a tutti e ci risentiamo. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 16 giugno, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!